Come stato? Ma io... Ah, ah, Mamma mia, e questo è... Mamma mia, mamma mia, ma io... E questo è... Cacchio. Mamma mia, io... Tengo un suono... Adesso... Che mi dite oggi? Io ora condivido un attimo la live. No, sembra far condividere dal telefono. Adesso se faccio la condivido al computer, se me lo fa fare. Allora, me lo fai fare? Perché non me lo fai fare, brothers? Mamma mia, io fa un caldo, mamma mia, non si può stare proprio. Un attimo solo, giusto. Un attimo in live. Allora, oggi ricordo che alle ore 12 uscirà il nuovo video. Buongiorno Gennaro, come stai? Tutto a posto? Come stai andando? Come sta andando la tua giornata? Mamma mia, tengo su un assunto magizzata 10 minuti fa, mamma mia. Tutto bene? Sei al mare? Ah, dove stai al mare? Cioè, che parte? Ah, no. Scusate se sto guardando il telefono, ma sto cercando di capire un attimo una cosa. A Seiano, immagino che nelle parti 2, no? Diciamo, nelle parti 2, nelle zone dove abiti tu. Tra l'altro, se posso dire, Gennaro è il moderatore supremo del canale. Esatto, ok, perfetto, perfetto. Come sta andando questa giornata al mare? Come sta andando? Sta andando bene? Ti sei fatto il bagno, Gennaro? Prego, prego. Oh, mi sento. Guardate, io al mare, cioè, non so se ci vado oggi, ma penso proprio di no, perché poi domani parto. Ah, ok, ok, quindi ti sei già fatto il bagno. Ok, ok. Vabbè, l'acqua è pulita, di solito dove vai tu l'acqua è pulita, diciamo, cioè abbastanza pulita. Di solito dove vado io a farmi le giornate di mare, capito sempre con l'acqua abbastanza pulita, solo poche volte mi è capitato di avere l'acqua un po' sporca, però se è sporca non è proprio tanto, eh. Mamma mia, comunque voglio Yulman è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Chi mi segue su YouTube, su X, ricordo mi chiamo Batman Napoletano pure lì, già sa che già lo sa, diciamo.
Ah, ci sta un po' di sporcizia, diciamo, vabbè, ci sta. Comunque, io per chiunque è live, vi ricordo di lasciare un bel like. Vabbè, mo penso che ti prenderai un po' di sole, giusto al mare, no? Sì, perché fanno 30 gradi da me, no? Ma non lo so da te quanti gradi fanno, ma penso sempre più o meno sui 30-31 gradi. Devo stare proprio fuori, infatti io sto a casa con l'aria condizionata, sto nella pace dei sensi. Mamma mia. Allora, vediamo questi che dicono. Scusate se sto guardando il telefono, ma devo, diciamo, sto rispondendo a vari messaggi che ho, che devo rispondere. Ma questo che vuole. Ma una maniera a fare su video. Mamma mia. Grazie per i like che mi stanno arrivando, aiuto, grazie a tutti quanti. Vi ricordo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale, che è fondamentale. Ricordo anche che dopo, tra un'ora e un quarto, sì, tra un'ora e un quarto, dovrebbe uscire il ehm, nuovo video incentrato, diciamo, sulla storia della, sulla mia storia da tifoso del Napoli e questo. Ah, ok, ok, ti stai prendendo il sole, va bene. Quindi dopo, se volete, fateci un salto. Vabbè, per chi è iscritto al canale, gli arriverà la notifica. Poi penso, se non arriva, farò dopo 2 secondi dalla pubblicazione, farò un post per pubblicarlo. Tra l'altro, non so se si vede bene la live, ditemi se si vede bene, che sto dal computer, sto provando, diciamo, dal computer a fare live e pubblicare. Eh sì, Forza Napoli sempre, cioè no. Io ti spoilerò un po' il video, cioè non è che te lo spoilerò. Io ero juventino, ma non è che andavo a vedermi le partite della Juventus. Mi piaceva un giocatore che era Andrea Pirlo e quindi tra virgolette mi piaceva la Juventus, però te l'ho detto, non è che mi piaceva. Cioè non è che andavo a guardare le partite, però poi dopo varie da mio zio, dopo varie cose che vedrai nel video, sono diventato un tifoso del Napoli. Però vabbè, non ti voglio spoilerare tanto. Quindi dopo, se vuoi, tra un'oretta fai un salto sul nuovo video. Ormai voglio quest'estate tra mondiali e cose, tra i gironi del mondiale e le varie partite delle 3, mezzanotte avrò tipo 2 o 3 ore di sonno. Sai, Genna, però poi mi sono convertito, Genna. Infatti, come del Napoli, zaino del Napoli dell'anno scorso. Forse Magrembini. Tu tifi il Marocco, quindi stasera non tifi la Francia.
Guarda, io al Fantamondiale, no? Ti dico come sono messo per farti capire un po'. Se mi esce la Francia, se esce la Francia, proprio sto messo una schifezza perché della Francia io ho Dembélé in attacco e Dembélé sta facendo benissimo. Quindi se Dembélé mi esce, io le prossime partite non le posso più giocare. Cioè in attacco non è che avrò tanto, ok? Che non è che avrò gente che mi segna, perché poi ho Luke Mbacchio del Belgio, poi Embolo che è un buon attaccante, sì, però fa solo assist, ecco, quindi non è che mi servirebbe molto. Poi ho Oscar Bob che non so se entra, non entra, bisogna capire. Poi contro ho uno che tiene Declan Rice, Rodrigo, Trossard, Mbappé, Diaz, poi Arzabal che sta facendo bene, quindi speravo che non la metteva la formazione, così vincevo di 3 punti, vincevo a tavolino, però cioè, questo qua sta facendo molto bene. Allora, guarda, io non è che seguo tanto il tennis, eh. Non è che lo seguo tanto, seguo giusto qualche match, ecco, non è che seguo tanto, sono un po' un tifoso occasionale del tennis, poi non è che conosco tanto, conosco solo quelli più importanti come Sinner, Djokovic, quelli che hanno vinto, che stanno scrivendo la storia del tennis. Però io mi sono promesso che dall'anno prossimo, da settembre, mi devo mettere con la testa e col pensiero e oltre al calcio mi devo seguire anche altri sport perché magari nei momenti brutti che sai non sto facendo niente a sera non ci stanno le partite per esempio mi devo diciamo prendere qualche altro sport. Mi sta piacendo il ciclismo, però non tanto. Venerdì guardati la super sfida tra Sinner e Djokovic. Va bene, sì, me la seguo, però dimmi a che ora. Non lo so a che ora si fa. Sarà che lo vado a controllare un attimo io su Google. Oh, allora, Sinner Djokovic. Orari. Ah, ok, alle 2:30 o alle 16. Aspetta, ma vediamo se qua me lo dice. Mm, calendari, Wimbledon. Mm, no, perché non mi esce? Vabbè, mi fido di te, Gena. Alle 2:30 o alle 16. Ma la fa su DAZN oppure lo fa tipo su canale 5 queste cose qua? Mi vuoi dire un attimo dove la fa? Ah, è sul muro, ci sono un muro. È caduto il coso, vabbè. Loro il tuo DAZN. Ah, ok, ok, allora devo seguire. Domani vediamo alle 2:30 oppure alle 18, alle 16, scusa. Se YouTube, cioè a prescindere da YouTube, se avessi qualche applicazione da gioco su computer, magari potrei fare pure una live giochi, però non ce le ho. Vabbè, poi me ne devo scaricare qualcuno. Oppure su Sky, vabbè, ci sta su Sky, eh. Io, se non sbaglio, lo tengo, però poi domani io parto, quindi non so se in questa casa ci sta da sonno, perché poi è casa di amici. Ciao Baschi, come stai? Tutto a posto? Ma io vi ricordo che se volete andatevi ad iscrivere al canale WhatsApp di Baschi, si chiama 90 Calcio Italiano Official.
E là, come stai, Baschi? Tutto a posto? Mi raccomando, lascia like, condividi con tutti gli amici la live. Cioè, iscrivetevi tutti. È molto importante, su un canale molto importante, sui, su WhatsApp. Noi siamo qui. Ok, perfetto, bro. Molto seguito sui social, anzi no, su WhatsApp, scusate. Ehm, Baschi. Che poi dimmi una cosa, Baschi. Quanti admin siete che state sul canale? Cioè, quanti admin hai preso? Che se non sbaglio 4 o 3. Allora, vediamo i fan più attivi. Il fan più attivo di questa live è Gennaro Lamura 393. Allora, fate domande, cose. Ditemi anche se vi può piacere una tipologia di video che ora vi proporrò. Allora, io avevo pensato di portarvi dei vlog della vacanza. Della vacanza. Mi volete dire se vi possono piacere? Magari domani vi porto il vlog della vacanza che farò di 2 o 3 giorni. Ditemi se vi può piacere oppure delle altre vacanze che farò quest'anno. No, sono 8 contando me e te. Ah, vabbè, vabbè, io non è che sono proprio admin, eh. Ho solo il compito di, diciamo, condividere i miei video sul canale. Dove vai? Vado a Sperlonga domani per 3 giorni e poi vado ad Ascea dal 2 al 9 agosto. Poi non so se vado a Castel di Sangro, devo un attimo vedere, non lo so. Ehm, e poi vado in Puglia. Sì, può essere, sì, perché poi è una cosa sfiziosa, eh. Ah, vai pure tu a Sperlonga. Ma no, la spiaggia, cioè, forse tu intendi la spiaggia, una piccola cittadina nel Lazio, che è proprio se non sbaglio, è proprio al confine tra Napoli e, cioè tra la Campania e cosa. Ah, tu sei a Sperlonga, no? Quest'anno, diciamo, vai a Sperlonga. Se vai a Sperlonga, poi io ti dico la spiaggia dove vado e magari ci possiamo incontrare, eh. Non lo so perché tu stai a Sorrento, no, a Sorrento, a Vigo, però cioè Vigo sarebbe in provincia di sarebbe Napoli, io vado nel Lazio, una cittadina nel Lazio, poi non lo so se è la stessa che stiamo parlando, non lo so se è la stessa cittadina, poi magari io ti mando qualche foto di qualche zona e mi dici se è la stessa. Allora, no, non è Napoli da me, cioè, no, non è Napoli, è Lazio a me. Scusate un attimo, ok, no, devo rispondere un attimo a un mio amico. A me che stai dicendo che stanno. Ok, allora.
Perché lo devo... Ah, intendi su FIFA, vabbè. Uh, su FIFA io sono più forte di lui, diciamo la verità. Sì, sì, Baschi, sono fidanzato io. Però non so perché gli ho mandato stamattina il buongiorno alle 10:39. Non so a che ora mi deve rispondere, anche se l'ultimo accesso c'era alle 8. Vabbè, no, non so perché. Vabbè. Aura, aura, sì. Più 1000 euro. Sì, mi stava facendo riparare un po' ragazzi. Ma non lo so, potrebbe essere che sta facendo una terapia perché ha un problema alla mano, che tiene sempre questa fissa che vuole scrivere sempre molto veloce, vuole suonare il piano, tra l'altro Jenna suona il pianoforte come te, lo suona molto veloce, quindi gli dà dei fastidi alla mano, sto fatto. Io l'ho pure detto, vai più piano quando devi suonare, pure quando devi scrivere, capito? Eh, in questi giorni no, perché non ci siamo incontrati, però qualcosina è partito, perché io cioè, gli ho fatto un regalo, però ancora glielo devo dare. Vabbè, anche io ho dato delle sfiziosità, tipo cosa da bere, capito? No, non ho speso 150 euro, però non siamo sul centinaio. Allora, lei usa la destra. Lei usa la destra molto, molto veloce. Comunque, io forse mi sono dimenticato di dirvelo, ma alle 11:30 stacco la live, quindi da una mezz'oretta, perché vado a montare altri video, cose. Però, cioè, Gena, te la devo far conoscere la mia fidanzata, perché è molto brava a pianoforte. Magari ti faccio mandare qualche audio e mi dici come va, capì? Sì, eh sì. Allora, Vaiu, mo vi do una notizia in esclusiva che mi è arrivata oggi sul Dipo Momo, sul Dipo Martinez. Allora, la Juventus ha fatto una proposta iniziale di contratto a Dibu Martinez, poiché il portiere argentino avrebbe aperto al trasferimento. L'affare dipende dall'Aston Villa, poiché i colloqui tra i club sono ancora nelle fasi iniziali. Un'altra opzione rimane Vicario che sta lasciando il Tottenham Hotspur. Che anno è? 2010. Allora, no, non mi risulta. Non ci sono stati contatti, ecco, tra le società, né tra le società né tra col giocatore. C'è stato un piccolo pensierino, sì, da parte dei dirigenti della Juve, però non è l'obiettivo principale, perché poi diciamo la verità, probabilmente l'Inter non lo cederà a una diretta rivale. A 2013, tu che non sei, 2000, pure tu 2013? Calcolando che io sono 012, quindi lei è più grande di me di 2 anni. Baschi, ti sto rispondendo proprio a te, eh? Baschi, ti stavo rispondendo su WhatsApp. Ehm, ora voglio, vi faccio un sondaggio.
Allora, vediamo se me lo fa fare. Ok, dovrebbe essere partito il sondaggio. A tu sei 012, basta. Vai giù, lasciate tutti i like ed iscrivetevi al canale. Comunque, vai giù. Mo, a parte tutto, volevo dirvi, per chi vuole donare, mo metto il link nei commenti e per chi vuole donare, può donare anche 1 euro. Ok, mo ti mandi il link della live, dammi 2 secondi che lo devo prendere dal telefono. Uh-huh. Allora, no. Allora, vediamo Baschi dove sta. Ok. Allora, mo vi metto anche il link degli abbonamenti. Abbonamenti, che sto dicendo, volevo dirvi delle donazioni. Vai giù, fate esplodere la live a 1000, veramente, vai giù. Condividetela a più persone possibili, tutto quanto. Allora, vai giù, il link eh, della live l'ho messo dall'account di mia cugina. Metti più spesso la sigla del video. Sì, la devo mettere più spesso. Però diciamo è anche a volte mi dimentico, capi? A volte la mia testa è proprio. Però te lo prometto che lo metterò più spesso. Aiutami se il link degli abbonamenti vi è apparso nei commenti. Perché non mi appare a me. Eppure da San... Perché no? Al sondaggio oggi no? Ciao Maria Grazia, tutto a posto? Ma guarda, Genna è un, diciamo, è un giovane di prospetto, ecco, un giovane, ok? Ha molto tempo davanti e tutto. Però ho visto qualche spezzone di giocate ed è molto bravo. Come fai tu? Sono riuscito a metterlo in link per le donazioni per chi vuole. Già sai. Tra l'altro io l'avevo messo pure prima. L'avevo messo pure prima, però non so perché non me lo fa apparire. Genna, Genna. Il candengnego, se no non aprivo gli abbonati alle donazioni, scusa. Non ne aprivo. 2 spettatori in verità, perché mo c'è la gente, tra virgolette, essendo estate, mo usa Izza, ok?
mo si alza la gente, quindi ecco. Quello le live bisogna farle o il pomeriggio oppure la sera. Cioè no, Cantonim manca 50 centesimi. Però dipende, perché una buona, è un buon prezzo, 20 euro. Magari posso chiedere, se vuoi posso chiedere a qualcuno se la vuole. Perché proprio una mia amica, adesso non mi ricordo quando, voleva una console, però non so, cioè se è retro, nuova, recente, capì? Non so. Magari mo provo a chiedere a qualcuno. Ah, me lo dicessi che ne avevi ordinato un'altra. Ciao, Baschi, buona giornata. Ah, vai, vai, ah, vai. Oggi cosa mangiate oggi? Buona giornata anche a te, Gennaro, buona giornata. Vabbè, io penso che stacco pure la live, vado ad anticiparmi delle cose. Vabbè, ci rimarrò in un nuovo video. Per chi vuole passare a fare un salto sul nuovo video che uscirà a mezzogiorno, un bel like e commento e guardatevelo pure. Non lo so che mangia, va bene, manco io lo so. Vabbè, vai giù. Ciao.